Il bigiat, per fare il bigiat prendi tutto, all'ullat, a chiapparlo e non sempre te lo chiappi. Dipende dal tempo, dipende dalle aghe, dipende di tante robe. Quando lo chiappi, la prima roba di fare, è una bustiotla di venc, una slavinata in te coda per che lasci dritto. Mi piace farlo a spiedo, lo faccio slow, dal fier, lo faccio slow. E vuole in 3-4 ore anche lì per quello, sempre ben planca, la disgottasse, e talvolta un po' di sale, un po' di pepe e bonda. Qualche giorno che lo spella, dopo una volta dal porcetto buttava in via proprio noi, neanche i cervelli. E si faceva impanato, con l'uovo, pan grattato, si faceva freddo, paella e si mangiava come polpette. Erano buonissimi, sai. I crafossi li facevano in gamma buia. Dopo di peggio maniera. A buia si appava il fiasco, lo stava a tocco, lo mangiava, si metteva il miloccio, il pan grattato e le uova pasta e il zucchero. E dopo si lo faceva sul tele dai crafossi. Ma queste robe che sono le fai poi. Come sarà il periodo delle gambas, ma sono tecnico che guardiamo, come sarà il momento ideale di là, perché come sono i molex, praticamente anche cambiano le scorse. Chi non conventa neanche curare perché non ha nulla dentro, perché quindi sta senza mangiare per arrivare che si sta che scorse praticamente. Che è di calcare. Allora. E anche un problema solo, di alzare lo stress il chiaf, perché dentro hanno due balutte che sarebbe l'equilibrio, però alle calcare. Io sei, sono morte tutte le vecchie, sono morte, se qui io spela come. Una volta erano le vecchiotte, era menone, erano due che spelavano, stavano in ore a spelare, come qui io spela. Allora stai io già spelato, che vengono in decine che non si sa che sono. E si fa come si faceva tradizionalmente una volta con le panzette e fa quei ore. Lì si sta di 5-6 ore. Perché quando tu mangi, sto mangiando tutto. Vuoi essere tutto, alla devi farsi tutto. Ecco, quello è il sistema per fare gli uccelli. E il becco lottato. Il becco che vuoi, tu sei, curato bene, allora curato. No, il tia fa le mie robe che serve. Infatti era menone che in te pagliele erano sempre di mie cento chiaf, perché in tal tempo che correva ne stava tutti i chiaf. I cross per me sono le scricciotole. Che sono marron per sopra e hanno le panze bianche sotto. Che chiantano su per il sotto, perché io le stagione. Che lì si taglia il chiaf, dopo si le spelle, dopo si le impana, si le scorre, si le impana e si le fa fritte. È stato fuori veramente un spettacolo. Una volta si chiappava anche il sangue degli aleni. Quando tu capavi le aleni una volta, e lo facevi come come. Facevi le buse con le fuarpes, stugnavi il platò sotto, stugnavi, tu mettevi il pan grattato, tutti i di flor o di farina, che il sangue si coagulava praticamente. Dopo tu mettevi il fiato, il cuore dotato a questo coso e tu facevi le frittate. Era roba di una volta. Tu vas a dirlo come ti chiami imparato, come un hamburger.